Cari telespettatori, ben ritornati. Come ogni martedì siamo supportati dai nostri esperti dell'USL 15 Alta Padovana, l'ospedale di Campo San Piero e di Cittadella. E come ogni settimana affrontiamo un aspetto, una problematica, in modo particolare quest'oggi andiamo a conoscere bene il funzionamento di un reparto. Entriamo nell'ospedale di Cittadella e parliamo di radiologia e quindi la famosa diagnostica che costituisce uno step, un passaggio vissuto dal paziente in modo anche preoccupato, a volte con ansia. Perché? Perché dà il responso per quella che può essere una patologia di tipo anche invasivo grave, oppure può essere anche la soluzione di un periodo di tensione e quindi dare degli accertamenti che non creano più ulteriori esami e naturalmente ulteriori interventi poi dalla parte dello specialista. È quindi un reparto estremamente delicato, diciamo un nodo cruciale di un'azienda sociosanitaria, di un ospedale. Come funziona? Quali sono gli aspetti e le peculiarità in modo particolare? Che cosa viene fatto? Con che attenzione? E quanto è importante, secondo me questo è un altro elemento da tenere in considerazione, l'umanità del personale, perché avere delle spiegazioni al di là della semplice tra virgolette esame diagnostico che viene fatto è molto strategico, ma anche importante per il paziente stesso. A parlarne saranno i nostri due medici presenti. Ben arrivato al dirigente medico di secondo livello di radiologia di Cittadella, il dottor Renato Trevisan, primario sostanzialmente, grazie di essere qui con noi, e alla dottoressa Loretta Zonta, dirigente di primo livello, sempre radiologia di Cittadella, TAC, cardio TAC sostanzialmente, giusto? Cardio TAC e vascolare. E vascolare, esatto, e vedremo di spiegare di che cosa si tratta. Certo. Allora, innanzitutto spieghiamo un attimo come funziona un reparto di radiologia, perché non tutti hanno ben compreso la strategia di funzionamento e anche il grande coordinamento che esiste con altri reparti, che dovrebbe esistere ovunque, però diciamo che è una vostra peculiarità. Bene, il reparto che mi è stato assegnato dall'amministrazione è composto da 41 elementi, di questi 11 medici, 18 tecnici, 6 personale infermieristico, di cui 3 infermieri professionali e 3 OS, e 6 personale amministrativi di segreteria. Io devo dire che il reparto che mi trovo a dirigere è un reparto che mi sta dando molte soddisfazioni, anche perché è un reparto in cui esiste una buona collaborazione tra i vari componenti e tra i vari professionalità che ci sono. Ora, naturalmente un reparto, il nostro ospedale è un ospedale provinciale e quindi il reparto di radiologia, oltre alla radiologia tradizionale, che è quella tipo toraci, ossa, pronti soccorsi e così via, c'è anche tutta una serie di altre procedure come le indagini senologiche, TAC, risonanza, ecografia e densitometria. C'è tanto, ci sono degli elementi strategici determinanti proprio per la salute del paziente, insomma. Sì, noi abbiamo, la nostra attività lavorativa è svolta in diverse sezioni appositamente dedicate e in cui i vari componenti hanno una certa responsabilità. Io ho delegato la responsabilità di varie sezioni ad alcuni componenti dell'equipe, anche perché è giusto così, perché se uno si sente responsabilizzato ci mette anche più impegno e i risultati mi stanno dando ragione. Cioè, cosa vuol dire? Spieghiamo in termini semplici. Per esempio, se per l'attacco ho qui la dottoressa Zonta, io non mi interesso come responsabile del reparto dell'attacco, ma se c'è da affrontare un problema dal punto di vista organizzativo oppure procedurale di varie metodiche, no? È lei, in quanto ha più competenza di me in questo settore, ed è giusto che sia lei per gli oneri e anche per gli onori. Certo, come pure per l'ecografia, come pure per Quindi non è centralizzato in modo assoluto, ma ci sono degli specialisti che ormai si sono iperspecializzati, tra l'altro, sì, no? E che naturalmente l'affidabilità se la sono guadagnata sul campo e si sono guadagnati anche la fiducia mia e anche delle persone, perché vedo che anche l'utenza apprezza questa maniera di comportarsi. Assolutamente. Ecco qua giro però una domanda appunto a lei, dottoressa. Sì. Questo che cosa implica rispetto ad altri tipi di gestione? Dal vostro punto di vista, che avete appunto in carico questo tipo di iperspecialità?
Sì. Che è un po' un modello americano, tra l'altro, no? Perché... Sì, beh, comunque in una radiologia come la nostra di un ospedale provinciale è indiscutibile che tutti debbano saper fare un po' di tutto, perché avendo il pronto soccorso, l'emergenza, l'urgenza, ciascuno di noi deve sapere affrontare la situazione a cui si trova davanti. Ecco, ma questo comporta, da un punto di vista organizzativo, una serie di gioco ad incastro, perché appunto alcune sedute, ad esempio di TAC, vengono riservate agli studi vascolari in determinati momenti, altri studi invece di colonoscopia virtuale in altri, cioè questo richiede un'organizzazione un po' sofisticata in alcune volte da un punto di vista della gestione. Ma degli esiti secondo lei, quindi c'è un alleggerimento rispetto a un lavoro massivo, c'è una maggiore attenzione che può essere prestata anche al paziente, al problema del paziente? Beh, sicuramente sì, noi cerchiamo sempre di prestare attenzione al paziente in generale e tutti i pazienti sono uguali perché nel momento del bisogno, quando si presentano appunto in ospedale, ognuno ha la sua problematica, ognuno ha la sua sensibilità e di conseguenza anche le sue aspettative. Ecco, non è sempre possibile adeguare perfettamente ad ogni singolo paziente l'approccio, però noi cerchiamo di fare del nostro meglio e quelli che hanno necessità di un approccio con maggiore sensibilità, quale può essere ad esempio il paziente oncologico o il paziente anche con patologie vascolari gravi, dal nostro punto di vista cerchiamo sempre di assisterlo e di accontentarlo il più possibile. Insomma. Certo, ecco, questo aspetto dell'umanità, noi ne parlavamo prima anche fuori onda ed era qualcosa di molto importante secondo me, ma anche intelligente da parte di una struttura. Ce lo racconti? No, è un obiettivo che ci ha posto il nostro direttore e che anche noi nel nostro reparto abbiamo come obiettivo per quest'anno l'umanizzazione. L'umanizzazione consiste anche, per esempio, se vedi che arriva un anziano o un bambino, non farli aspettare, farli subito. Lo stesso umanizzazione è per esempio la procedura che abbiamo adottato per quanto riguarda la senologia, in cui la donna con patologia grave, in questo caso neoplastica, viene presa in carico dalla struttura in cui viene immessa in un percorso che è già organizzato attraverso il day surgery, in cui la donna viene accompagnata lì e lì trova il chirurgo che la visita, trova la caposala che le organizza l'iter preoperatorio, come pure anche viene dimessa dalla visita del chirurgo con la data presunta in cui viene chiamata, per cui la donna non deve, cioè viene presa in carico, non deve preoccuparsi di fare tutte quelle procedure, tutte quelle, non so, sottoporsi a tutte quelle prestazioni che deve farsi una che deve sottoporsi a un intervento chirurgico. Ecco, ma questo non dovrebbe avvenire, che è invece una cosa molto molto importante, ma non dovrebbe avvenire di protocollo in ogni struttura, che lei dice appunto invece la donna normalmente deve prendersi carico di tutto questo con uno stato d'animo molto particolare, invece quello che lei dice che è virtuoso per voi, però in realtà in una struttura organizzata di un certo tipo non dovrebbe avvenire proprio questo. Beh, guardi, noi ci siamo arrivati dopo un po' di percorsi, dopo vari incontri con le varie professionalità che entrano nel campo della patologia della mammella, perché a fronte del radiologo c'è il chirurgo, c'è l'oncologo, c'è l'anatomopatologo, c'è il radioterapista, cioè ci sono molte professionalità che entrano. Oggi non ha più senso il tutologo che sa tutto di tutto, in realtà dopo rischia di saper poco di tutto, ma c'è un lavoro di equipe in cui la competenza di ciascuno diventa un patrimonio di comune conoscenza per tutti, per cui quando c'è da parlare di oncologia è giusto che nell'equipe sia l'oncologo e la sua parola è l'ultima. Assolutamente sì, infatti. Secondo me da questo protocollo la donna c'ha solo da guadagnare, insomma. No, ma infatti proprio per quello dico, perché secondo me è una struttura che è perfezionata in un certo tipo di struttura organizzativa, di protocollo vero e proprio di intervento, dovrebbe essere quasi diffusa a livello capillare, almeno a livello regionale, no? Dopo dipende anche dalle persone che ci sono.
Sì, infatti. Allora andiamo appunto a vedere la diagnostica. Un aspetto che subito può balzare a molti è la domanda che immagino alcuni possono fare: ma i tempi d'attesa per quanto riguarda gli esami che devono essere fatti, com'è la situazione? Spieghiamola anche se ci sono. Le persone che arrivano con la richiesta di urgenza vengono evase in giornata. In giornata addirittura? A meno che non siano TAC, perché il TAC magari, siccome deve avere anche la preparazione, ma nel giro di un giorno o due viene evase. Per quanto riguarda le priorità, noi con le rilevazioni siamo in regola. Finora mi è arrivato proprio ieri quella relativa al mese scorso, per cui siamo in regola al 100%. Certo, questo devo dire, dare atto al personale tecnico e di segreteria che in questo sono molto sensibili a questo problema, per cui tante volte cercano come si dire, se c'è qualcosa, vedono la persona che ha bisogno, si prendono la briga di venire, guarda che questa ha bisogno, è meglio che la facciamo. Sono tanto personale tecnico di segreteria di cui io sono orgoglioso per averli, perché veramente sono persone che mi danno molta soddisfazione. A me e anche all'utenza. Assolutamente, infatti. Ecco, torniamo appunto a questo aspetto. Lei parlava del tumore al seno, quindi gli esami che devono essere effettuati. Come è strutturato, come funziona? Allora, naturalmente la donna che arriva con richiesta d'urgenza che è un nodo deve essere vista subito. Per cui noi quelle facciamo in giornata, male che vada il giorno dopo. Se vediamo che c'è una lesione maligna, prenotiamo, la fermiamo tante volte il giorno stesso o al massimo dopo 2 o 3 giorni, per cui facciamo l'ago aspirato, cioè l'agoaspirazione per avere la conferma della neoplasia. Se la neoplasia supera una certa dimensione, in genere 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo, facciamo prelievo bioptico, per cui avere l'istologico per vedere con la richiesta di recettori se questa può sottoporsi a un trattamento chemioterapico preoperatorio nell'intento di ridurre la massa. E poi viene presa in carico o dall'oncologo o dal chirurgo, secondo quello che si decide dagli incontri che abbiamo con i vari professionisti. Insomma. Certo, quindi nel caso ci siano dei problemi immediatamente si effettua. Sì, comunque per quanto riguarda le donne del day hospital oncologico vengono fissate e hanno una corsia preferenziale, come pure hanno una corsia preferenziale le donne in cui noi consigliamo un controllo a breve termine, perché è inutile consigliare un controllo a breve termine dopo metterli a distanza di 1 anno o 2. Assolutamente. E dopo abbiamo una corsia per le donne di primo accesso, un numero giornalmente, un numero abbastanza diciamo rilevante per le donne che si sottopongono per la prima volta all'esame. E dopo ci sono quelle che si sottopongono allo screening. Io per esempio ho qui i dati relativi all'anno scorso, in cui l'anno scorso per esempio in mammografia abbiamo fatto 11.617 prestazioni, di cui 4.623 in corso di screening. Quindi è un numero discreto. Sì, è rilevante. Comunque devo dire che questi volumi prestazionali, diciamo, sono molto legati al fattore tempo, e quindi il numero di persone, e anche alla tecnologia che hai a disposizione. Perché non è sufficiente dire sì, una lesione si consiglia ago aspirato, bisogna fermarla e fare l'ago aspirato e fare la biopsia, altrimenti questa gira con la cartina in cerca di dove fare questa sì, infatti, procedura. Assolutamente. E, un po' il problema che è insorto a livello regionale, un'osservazione che c'è nella nostra regione, che poi nel Veneto tutto sommato le cose vanno bene, ci sono tantissimi strumenti diagnostici, soltanto che gli orari dati a disposizione sono estremamente ridotti. Nel suo reparto riscontra questo? Cioè si potrebbe essere un utilizzo migliore, oppure proprio perché prima parlavamo anche di spending review, mentre chiacchieravamo fuori onda, e questo ha posto dei tagli ben precisi che ovviamente implicano delle scelte anche strategiche. Noi cominciamo a lavorare, il turno nostro inizia alle 7 di mattina, perché l'intenzione che se uno deve andare a lavorare possiamo fare le prestazioni prima che vada a lavorare, perché anche il costo di una prestazione, oltre il ticket che non è indifferente, se uno deve perdere tempo e lavoro per venire a prendere l'appuntamento e poi per il referto, vediamo che sono tre giorni.
Ma ha un costo sociale questo Quindi punto il costo sociale rischia di essere elevato. Allora noi, uno può prendere appuntamento anche per telefono e facciamo per esempio dalle 7 alle 8 per quelli che hanno, normalmente sono anche gli anziani che devono farsi portare oppure chi deve andare a lavorare. Però siamo aperti anche alle esigenze che possono avere uno, perché se uno dice guarda io sono a lavorare, nulla toglie che lo facciamo magari di pomeriggio o quando ha tempo. Certo. E il nostro reparto è aperto dalle 7 di mattina alle 7 di sera. Come pure l'orario di segreteria dalle 7 di mattina alle 14 tutti i giorni e il mercoledì fino alle ore 18. Perfetto, quindi questo e il sabato dalle 7 alle 11. Dopo, per esempio, se dopo le 6 di sera in cui manca la segretaria, abbiamo dei tecnici che si prendono anche la briga certe volte sostituiscono, per quanto riguarda l'inserimento a CUP e tutto quanto, sostituiscono i segretari. Perfetto. Un'ultima cosa, dopo appunto andiamo in pubblicità e poi partiamo con la dottoressa. Abbiamo parlato di questa diagnostica, la mammografia, quindi un aspetto molto importante, e invece la radiologia. Cosa può dire a questo riguardo? Ultimamente, dopo l'aumento di costo dei ticket, abbiamo assistito a un lieve calo di richieste di radiologia tradizionale, mentre sono ancora molto, diciamo, sostenute le richieste di risonanza e di TAC, di ecografia e di mammografia. Ma sul tradizionale abbiamo calato qualcosa, forse è anche un bene, perché forse c'è un eccessivo ricorso. C'è anche un eccessivo ricorso alle indagini strumentali, la cosiddetta medicina difensiva che tante problematiche insomma, causate. È origine e causa di tante... Assolutamente. Allora, torniamo a voi tra pochissimo, c'è la pubblicità e poi vediamo un po' con la dottoressa, entrare più nello specifico in alcuni esami. Allora, eccoci insieme. Al sospetto della regia comunicazione so che ci dovrebbe essere un telespettatore che ha chiamato, vediamo quando la telefonata è pronta. Dottoressa, lei invece si occupa, abbiamo visto, di che tipo di diagnostica? Molto molto importante e strategica, anche questa coordinata con tanti altri reparti, purtroppo molto importanti. Certo, mi occupo essenzialmente della TAC. La nostra TAC è una TAC multidettettore, multistrato di ultima generazione che ci consente studi molto specifici anche in campo vascolare, in campo cardiaco, con applicazione ai vasi coronarici, al circolo intracranico, al distretto vascolare periferico e ai vasi del collo. Perfetto, io la interrompo solo un attimo, sì, perché ha detto delle cose molto molto importanti, poi vorrei che fossero anche supportate da immagini, certo. E quindi le chiediamo. Prima però vediamo di rispondere a un telespettatore. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Io chiamo da Bassano e sì. Sono così per caso, insomma, o non per caso, insomma, la vostra trasmissione, e sono rimasto veramente colpito sia da come questa trasmissione sia interessante anche dal punto di vista dell'informazione. E particolarmente mi è piaciuta poi la chiarezza espositiva, la professionalità e anche la disponibilità del dottor Trevisan. Molto bene quello che fanno lì, che sono disponibili anche in orario così che tiene conto di coloro che hanno bisogno di lavorare, e poi il servizio all'ospedale di Cittadella in quel reparto lì, ho avuto anche occasione più di una volta di usufruirne, è veramente eccellente. Quindi grazie a voi, grazie alla vostra trasmissione, e un complimento anche e un senso di gratitudine per il dottor Trevisan. Grazie. Buongiorno. Grazie, molto gentile il nostro telespettatore, fa piacere, è una soddisfazione dottore, perché effettivamente... Siamo abituati a ricevere solo critiche, almeno ogni tanto. Visto che c'è. Ecco, infatti, grazie ai nostri telespettatori. Ricordiamo che tra l'altro, se gli è capitato occasionalmente di vederci, noi ogni martedì siamo supportati ormai da un anno dei vari professionisti dell'USL 15 Alta Padovana per parlare di tantissime problematiche, quindi può essere anche un aiuto per vedere di stare attenti a certe sintomatologie o comunque avere anche delle strutture di riferimento che sono effettivamente all'avanguardia, e non è cosa da poco. Ritornando a noi vediamo appunto che tipo di esami vengono fatti. Angiologici, lei diceva, cosa vuol dire?
Significa esami angiografici, però attraverso la TAC, con la TAC. Mentre prima dell'avvento della TAC e poi successivamente gli esami angiografici erano riservati all'angiografia tradizionale, quindi è una metodica invasiva, adesso grazie a questa TAC multidetettore molto veloce nei tempi di acquisizione dell'indagine, possiamo fare dei veri e propri studi vascolari di tutti gli stretti arteriosi del corpo, comprese anche le arterie coronarie e il cuore. Ecco, il vantaggio di questa metodica è, come ripeto, che non si tratta di una metodica invasiva, e quindi in una elevata percentuale di casi al termine di questo esame possiamo fermarci. Ecco, noi queste immagini che vediamo è quello che voi vedete normalmente. Quella di prima era un filmato cinematografico, diciamo, che faceva vedere tutte le strutture vascolari del torace. Questa è un esame di cardio-TC assiale, proprio così come viene eseguita, perché ricordiamo che lo studio TAC è uno studio che avviene attraverso una scansione volumetrica lungo il decorso del corpo, ma tagliando sempre a fette, diciamo, il corpo umano. Che cosa si può diagnosticare, cosa si può riscontrare in base a questo esame così particolareggiato? Beh, con la CardioTAC le indicazioni principali sono lo studio delle arterie coronarie. Le arterie coronarie per escludere, nel caso di una sintomatologia atipica in cui non ci sia chiarezza se il dolore accusato dal paziente è un dolore appunto di origine cardiaca oppure no, è indicato appunto sottoporre il paziente alle arterie coronarie, alla CardioTAC. Utile lo studio nel rilevare delle anomalie congenite di origine delle arterie coronarie. Utile lo studio, ecco qui in questo filmato vediamo l'albero coronarico, o l'immagine che noi da un punto di vista tecnico chiamiamo ragno, in cui si vede l'origine dell'aorta con il piano valvolare e i seni coronarici da cui originano le coronarie, la coronaria destra e la coronaria sinistra con i principali rami di suddivisione. Se indurite causano i classici problemi. Esatto, se un vaso coronarico è tanto più grave è la patologia, quanto più prossimale è l'ostruzione, si ostruisce appunto, il rischio è quello che ci sia un infarto e quindi una sintomatologia dolorosa acuta da parte del paziente. Con questo può essere prevenuta? Beh, ecco, diciamo che l'efficacia della TAC sulla prevenzione proprio, da un punto di vista preventivo, non è ancora così codificata. Gli esami ancora noi li facciamo in pazienti, diciamo, poco sintomatici, come dicevo prima, o con una sintomatologia atipica per escludere che si tratti appunto di un problema cardiaco. Questo è un esame che da un punto di vista tecnico si dice che ha un elevato valore predittivo negativo, cioè vuol dire che una volta che si è esclusa una patologia coronarica e che i vasi coronarici sono sani, il paziente può stare tranquillo. I dolori che accusa sono dolori di altra natura, per la maggior parte magari intercostali. Altre situazioni in cui si ricorre alla CardioTAC sono quando ci siano dei test provocativi, cioè tipo le prova da sforzo, positivi, dubbi o falsamente positivi. Ecco, anche questo è in grado di escluderci una patologia dei vasi coronarici. Oppure si possono studiare le camere cardiache, le cavità, la presenza di tumori o di trombi all'interno delle varie cavità cardiache, o possono essere studiati anche i bypass aortocoronarici, ma non è una delle indicazioni proprio elettive, o anche gli stent coronarici con dei limiti particolarmente. Ecco, quella che vedevamo prima erano immagini di ricostruzione tridimensionale. Una volta acquisito il pacchetto di immagini assiali e fatte delle ricostruzioni tridimensionali che danno un'idea, diciamo, panoramica delle coronario, possiamo noi radiologi, proprio alla console di lavoro,
Passiamo allo studio di ciascuna coronaria. In questo video vediamo la coronaria destra e la coronaria sinistra. La coronaria sinistra la vediamo alla nostra sinistra e mentre la destra è una coronaria sana, la sinistra presenta in un punto prossimale, possiamo vedere in questo filmato nella parte più alta a sinistra, presenta una riduzione di calibro significativo con una placca apparentemente da un punto di vista dell'attacco instabile. Quindi in questi casi che cosa succede? Cosa viene consigliato al paziente? In questi casi gli esami li eseguiamo sempre comunque in stretta collaborazione, oltre che con il tecnico, l'infermiere professionale, in un team sempre prestabilito in TAC, anche con il cardiologo. E in questo modo il paziente, che poi solitamente è un paziente preso in carico già dal cardiologo, viene avviato, il cardiologo stesso si fa carico del paziente ed è lui stesso che gli suggerisce l'approfondimento diagnostico, ad esempio con l'angiografia. Perfetto. Con il cateterismo cardiaco per eventualmente disostruire questo vaso attraverso la tecnica dell'angioplastica oppure per posizionare uno stent, poi questo chiaramente a discrezione degli specialisti emodinamisti che sono loro che risolvono questi problemi così complessi a volte. Ecco, c'è una collaborazione anche con il centro Ictus. Certo, ecco, nel nostro reparto c'è un centro Ictus, quindi questa tipologia di esami angiografici. Ecco, questo adesso, a dir la verità, avevo inserito lo studio della patologia vascolare, quindi degli aneurismi della aorta addominale, perché nel nostro ospedale oltre alla cardiologia e l'emodinamica di cui parlavo prima, c'è la chirurgia vascolare che lavora molto e appunto in cui il chirurgo vascolare risolve molte problematiche con il posizionamento dell'endoprotesi all'interno dell'aorta. Mentre una volta questi pazienti che avevano dilatazioni aneurismatiche dell'aorta addominale o toracica dovevano necessariamente andare all'intervento chirurgico, e quindi con la parotomia, e gli interventi erano anche gravati da un certo rischio di mortalità, al giorno d'oggi nella maggior parte dei casi questi aneurismi vengono trattati mediante il posizionamento di endoprotesi. Ecco, queste sono delle immagini di ricostruzione tridimensionale in cui noi radiologi abbiamo preso le misurazioni dei vari diametri e della lunghezza dell'aneurisma, ma anche del colletto, perché dobbiamo fornire al chirurgo vascolare, che è lui che ce lo richiede, una serie appunto di parametri che a lui servono per pianificare l'intervento chirurgico. C'è anche da dire che comunque il chirurgo vascolare non si fida ciecamente di noi, giustamente, ma si riprende anche lui sulle nostre immagini TAC, sempre queste misurazioni, questi diametri, la distanza ad esempio dall'arteria renale per il posizionamento appunto dell'endoprotesi, in maniera tale da pianificare in maniera ottimale l'intervento prima di eseguirlo. Che ci sia insomma un margine, se ci deve essere, di errore veramente minimo, perché esatto. Tutto viene calcolato proprio scientificamente, insomma. Cerchiamo di fare questo. Ecco, sì. Questa immagine invece? Ecco, questo è un filmato che ho portato per far vedere l'intervento seguito ad un caso di aneurisma dell'aorta addominale. Questa che noi vediamo, quelle immagini di maglie così bianche, è un'endoprotesi dell'aorta e delle arterie iliache che ha consentito di escludere questa dilatazione aneurismatica che, se lasciata a sé stante, avrebbe comportato probabilmente la rottura e quindi insomma un caso veramente grave. Nello stesso filmato prima c'era anche in sede sovrastante comunque un altro aneurisma, questo a dimostrare che la malattia aterosclerotica non è nella maggior parte dei casi localizzata in un singolo distretto arterioso, ma è una malattia generalizzata. Ecco. Altro caso in cui, se mi consente, sì, ecco, di posizionamento di endoprotesi, questa volta in tutta l'aorta, sia nel tratto toracico che nel tratto aorto-bisiliaco, a dimostrare di nuovo che la patologia aterosclerotica purtroppo interessa tutti i distretti arteriosi una volta che colpisce un paziente. Insomma. Ecco, quindi la prevenzione è possibile con una diagnostica di questo tipo o no?
Cioè, ci sono... Solitamente la prevenzione viene fatta con l'ecografia nel caso dell'aorta addominale. Infatti nel nostro ospedale c'è un centro appunto della chirurgia vascolare che fa un esame di screening per il riscontro occasionale quindi di aneurismi dell'aorta addominale, proprio perché il paziente può non accusare alcuna sintomatologia dolorosa e accorgersi magari troppo tardi, ecco, della presenza. Ecco, un'altra cosa, abbiamo una telefonata, un attimo solo. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, da dove chiama? Ecco, chiamo da Rosà. Sì, prego. Qui il dottor Trevisan, la dottoressa Zonta, tutte le equip di Cittadella sono molto noti per la bravura e l'organizzazione, però vorrei fare una domanda al dottor Trevisan. Sì. Ha parlato di costi sociali e di attenzione sociale, ecco, il rapporto con la medicina di base, perché a volte si perdono in tante ore e tanto tempo con la medicina di base che non corrisponde spesso, ecco, al lavoro così ben organizzato di reparti come quello del dottor Trevisan e della dottoressa Zonta. Grazie. Certo. Grazie a lei. Condivido appieno. Guardi, parlavamo fuori onda prima della trasmissione e si ricorda, dottore, che ho fatto la stessa osservazione. Purtroppo è vero. Che cosa può dire riguardo? Il problema dei rapporti con i medici di base, sono buoni i rapporti che noi abbiamo con i colleghi. Certo, il nostro reparto fa parte del dipartimento diagnostica per immagine e urgenza in cui c'è anche il pronto soccorso. Il pronto soccorso ogni tanto salta alle cronache per l'attesa soprattutto dei codici bianchi che se noi vediamo il pronto soccorso lavora per il territorio ma lavora anche per l'ospedale. Non possiamo scaricare sul pronto soccorso problemi del territorio e del No, ma qui si parlava di medici di base che forse fanno aspettare molto, che sono, ecco, se voi cercate di ridurre i tempi d'attesa in un certo modo, però poi uno li perde, costo sociale, cioè perde tempo per andare nelle sale degli ambulatori dei medici di base che fanno attendere Noi abbiamo un rapporto, abbiamo anche un DEC, un numero telefonico, per cui se il medico di base deve contattare lo specialista può contattarlo subito. Quindi si tratta di inefficienza del medico di base? Sinceramente con i medici di base ho buoni rapporti, loro sanno che quando hanno un problema ci telefonano e noi cerchiamo di risolvere subito quello che è il loro problema. Certo, una cosa è se arriva l'impegnativa in cui può essere scritto e non scritto e non sappiamo la gravità della situazione del paziente. Una cosa è se uno telefona, chiama e dice guarda ho questo problema, andiamo bene a orientarci anche noi sull'esecuzione delle procedure e anche possiamo renderci conto della gravità della situazione in cui si trova questo paziente. Comunque, ripeto, il problema dei medici di base, adesso abbiamo sentito anche col ministro Balduzzi che ha voglia di risolvere, di affrontare questa problematica. Non voglio entrare nel merito di questa problematica. Certo che se risolve oppure riorganizza il problema della medicina di base, penso che abbiamo qualche utilità anche noi nella nostra realtà e soprattutto nei pronti soccorsi. Assolutamente. Deve aggiungere qualcosa, dottoressa, in risposta alla telefonata? Beh, ecco, diciamo che la distanza tra l'ospedale e la medicina di base non ci agevola, cioè è difficoltoso anche molte volte mettersi in comunicazione tra medici per parlare di pazienti, ma noi cerchiamo però di farlo nelle situazioni in cui non capiamo magari la richiesta che ci viene fatta, cerchiamo comunque il colloquio telefonico perché l'importante è fare la cosa giusta che c'è da fare in quel momento per il paziente. Quindi potrà succedere a volte che anche noi creiamo un piccolo disagio perché o posticipiamo l'esame o non lo eseguiamo, diciamo, nel momento in cui l'esame è prenotato, proprio perché manca qualcosa per la sicurezza del paziente. Certo. E siccome noi al paziente ci teniamo, pensiamo che questa sia a volte,
per fortuna in pochissimi casi, l'unica via percorribile. Certo, comunque quando succedono queste circostanze noi parliamo col paziente, gli spieghiamo perché non succede, chiamiamo magari il medico di base ed ecco che allora in collaborazione risolviamo certo la problematica, certo. Chiarissimo. Torniamo insieme tra pochissimo, un attimo di pubblicità. Allora, abbiamo una telefonata in linea. Signor, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, chiama da Padova? Sì, esatto. Perfetto, dica tutto. Beh, intanto grazie a lei per queste trasmissioni e grazie anche ai medici che sono in studio, anche se io non ho avuto modo di conoscerli personalmente, però mi sembra che siano veramente il top. Avevo qualche domanda, se era possibile che mi rispondessero, di curiosità medica, diciamo. Allora, certo. questa TAC, se si deve usare dei mezzi di contrasto, e facendo questo tipo di TAC, per paragonare a quante ovviamente radiazioni uno viene sottoposto, più o meno a quante radiografie, perché ci sono varie leggende sui numeri di radiografie, tanto per avere un piccolo rapporto per capire uno, insomma, certo. a quando si sottopone a una TAC, a quante radiazioni, cioè una di queste TAC a quante radiografie più o meno corrispondono. E poi un'altra cosa, oltre ovviamente i medici di base che ne sono poco eccetera, ma sono veramente informati su tutte queste diagnostiche abbastanza recenti, innovative? Perché a me non risulta, non lo sanno neanche loro che esistono determinati tipi di esami, e questo è molto grave, ecco. Grazie per l'informazione ai pazienti, però informati in qualche modo, non certo voi, spetta a voi, ma la sanità, il Ministero della Sanità, che vengano informati anche i medici di base che esistono, che il mondo della sanità va avanti, che esistono. Che si devono aggiornare anche loro. Grazie signora. Sì, allora, certo. Signora vuole per quanto riguarda i medici di base, come anche tra i colleghi intraospedalieri, il problema è di comunicazione. Però viviamo nell'era della comunicazione, teoricamente. Personalmente sto notando la comunicazione virtuale, la comunicazione mediatica. C'è una grossa collaborazione, almeno per quanto riguarda il settore che svolgo di preferenza io, che riguarda la mammografia, in cui c'è il medico che mi chiama e dice: guarda, io ho questo problema. Cioè io posso dire, dopo dipende dal settore, dipende anche dal collega e dipende tante volte anche dal professionista, perché c'è il professionista che accetta e c'è il professionista magari non stiamo, quando dico comunicazione voglio addossare responsabilità equidistribuita, perché se il medico di base chiama e l'altro non risponde, è grave la faccenda, come pure se il medico specialista chiama e il medico di base non risponde. Sì, ma se tanti telespettatori veramente continuano a segnalarci problemi con i medici di base, qualcosa di corretto ci sarà, avranno dei problemi, anche come dice nell'aggiornarsi, ci sarà un problema, altrimenti... Sto notando, per me c'è un miglioramento nell'ultimo periodo per quanto riguarda i colleghi che ho a Cittadella. Anche per esempio il fatto che se vengono in ospedale passano a salutarci, quello è già un buon segnale. Perché da altre parti ci sono ancora dei problemi. No, vengono ogni tanto, qualcuno viene a trovarti, anche a vedere quali sono le ultime attrezzature che abbiamo, cosa abbiamo. Anche se adesso con la spending review attrezzature le vediamo sempre più allontanarsi, ma comunque le nuove attrezzature. Ma comunque vengono, io devo dire che la collaborazione con i medici di base c'è, implica un impegno da parte di tutti, da parte del specialista e da parte del medico. Certo, però se uno fa una scelta, fare il medico è una scelta di vita, per cui a un certo punto se uno fa il medico di base dovrebbe essere aggiornato un po' su tutto e non restare fermo un po' là, per cui questo è un po' il sentire. Guardi che ce ne sono di molto bravi. No, per carità, ma infatti per fortuna. È che insomma bisognerebbe essere tutti molto più bravi per non scontentare la salute dei pazienti. A lei il discorso delle... Sì, no, io vorrei riallacciarmi un po' a questo discorso.
senso, non è che i medici di base non sappiano che noi eseguiamo questi tipi di esami, ad esempio parliamo dell'angiotac, ecco. È che solitamente le richieste di queste tipologie d'esame sono di appannaggio degli specialisti. Certo, quindi devono essere loro che le prescrivono, ecco, perché sarebbe uno step, cioè proprio un bypassare, l'indicazione deve essere posta a questi tipi di esami, proprio perché, come diceva la signora, sono esami che usano radiazioni ionizzanti e le radiazioni ionizzanti bene non fanno. Ecco, c'è sempre un rapporto che non dobbiamo mai dimenticare, costo-beneficio, cioè il paziente deve essere sottoposto a quella tipologia di esame se l'esame è effettivamente necessario. Quindi ci sono radiazioni, rispondendo anche all'altra domanda. Esatto, la TAC è un esame che usa radiazioni. Per quanto riguarda il numero di radiografie rispetto a una radiologia normale, ecco, adesso è difficile dirlo perché non tutte le TAC sono uguali, a seconda della TAC del torace, dell'addome, della testa, certo. E la dose che riceve il paziente è diversa. Ma in una, diciamo, TAC del torace, giusto per fare un confronto, così come chiede la signora, corrisponde a circa una quarantina di radiografie del torace. Quindi... Una quarantina, quindi non 3 volte 4. Sì. Certo, chiarissimo. Ecco, per quanto riguarda un'altra cosa che chiedeva la signora, se posso continuare. Velocissima, sì. La TAC con mezzo di contrasto. No? Parlava anche del contrasto. Sì, ci sono degli esami che vanno fatti con il mezzo di contrasto e altri esami TAC che vanno fatti senza mezzo di contrasto. Ecco, la coloscopia virtuale, per esempio, è una coloscopia dove non occorre mettere il mezzo di contrasto. La coloscopia virtuale è un esame che ci consente la visualizzazione del colon, non viene fatta con il mezzo di contrasto in vena, viene invece dato da bere un mezzo di contrasto per os al paziente che marchi le feci per poterle distinguere da eventuali strutture polipoidi di cui eventualmente il colon risulti affetto. Insomma. Perfetto. Purtroppo siamo arrivati al termine, il tempo letteralmente vola. Io vi ringrazio della vostra presenza, ringrazio naturalmente anche i telespettatori di aver partecipato, avremo magari occasione di fare altri approfondimenti perché mi sembra anche doveroso farli, anche perché giustamente molti sono anche curiosi e vogliono sapere come si sta sviluppando la diagnostica, spending review permettendo, dottore. Grazie ancora, appuntamento naturalmente questa sera alle ore 21 con la politica all'attualità, parleremo ancora di anziani, di persone pensionate, di famiglie in difficoltà, di non autosufficienza e quindi sempre telefono aperto, sempre naturalmente la possibilità di mandarci messaggi. Vi aspetto questa sera, grazie.